posso credere, perché Egli vive, speranza ho, perché Egli vive, posso credere. Vale più di 1000. Io voglio restare sempre qui nella tua casa abitare, perché un giorno insieme a te vale più di 1000. Io voglio restare sempre qui nella tua casa abitare, perché un giorno insieme a te vale più di 1000. Io voglio restare sempre qui nella tua casa abitare, perché un giorno insieme a te vale più di 1000. Alleluia, alleluia, alleluia. Io voglio restare sempre qui nella tua casa abitare. Sabato scorso è stato bellissimo perché era mezzanotte e la chiesa era ancora qua. C'erano fratelli, tanti fratelli che sono rimasti qua. E quindi approfittate quando venite alla casa del Signore, approfittate quando vedete i fratelli per stare un po' insieme, per raccontare quello che Dio vi ha fatto durante la settimana. Io voglio restare sempre qui nella tua casa abitare, stare insieme ai fratelli, stare in unione, è bellissimo. E quindi approfittate quando siete nella casa del Signore. Amen? Il Signore è buono, il Signore ci ha permesso di riunirci qua. Vogliamo cantare ancora? Vedo che la lode va avanti. Io voglio restare sempre qui nella tua casa abitare, perché un giorno insieme a te vale più di 1000. Io voglio restare sempre qui nella tua casa abitare, perché un giorno insieme a te vale più di 1000. Io voglio restare sempre qui nella tua casa abitare, perché un giorno insieme a te vale più di 1000. Adoriamo, Signore. Noi ti ringraziamo per il tuo sacrificio, perché noi possiamo partecipare di questo giorno. Noi ti ringraziamo perché noi siamo stati scelti per essere qui nella tua casa, e perché noi siamo qui questa sera, Signore, perché il Signore è morto sulla croce per noi. Padre, nel nome di Gesù, Signore, che noi possiamo capire, Signore, il significato di stare nella tua presenza, il significato e il privilegio che noi abbiamo di poter partecipare, Signore, di questo culto, di questo momento, di stare nella tua casa, Signore. Padre, in nome di Gesù. Signore, che noi possiamo sentire la tua presenza in questo luogo, perché tu hai il regno, tu hai la potenza, tu hai la gloria. Noi vogliamo che a tua presenza scenda e riempia questo luogo. Noi vogliamo che la tua gloria riempia questo luogo, Signore. Che non sia dalla mia bocca in fuori quello che sto dicendo, ma che io desidero veramente la tua presenza sulla mia vita in questo momento. Che ognuno di noi possa desiderare, Signore, a stare nella tua presenza. Noi faremo pregare a te, Padre.
terra intera, intera, così com'è. Intera, così com'è. Nel cielo scenda la tua gloria. Dio Padre, Dio Padre dei cieli, dichiari santo. Che venga il tuo regno e la tua volontà. Intera, così com'è. Nel cielo scenda la tua gloria. Intera, così com'è. Nel cielo scenda la tua gloria. La tua gloria qui, la tua gloria qui, la tua gloria qui, la tua gloria qui. Alza la tua voce di cara. La tua gloria qui, la tua gloria qui, la tua gloria qui, sulla tua chiesa, sulla tua chiesa, la tua gloria qui. Oh, dichiari tua, tuo è il regno, tua la potenza, tua è la gloria per sempre. Amen. Tuo è il regno, tua la potenza, tua è la gloria per sempre. Amen. Tuo è il regno, tua la potenza,
farci uscire senza vedere la tua gloria qui, la tua presenza. Tocca nel mio cuore, tocca nel nostro cuore, togli ogni tipo di tristezza, ciò che inonda i nostri cuori questa sera, io ti chiedo. Che non ci sia posto per la delusione, che non ci sia posto. Ma che la tua gloria qui, che la tua gloria, che la tua gloria inonda, che la tua gloria riempia questo luogo, che la tua gloria riempia la nostra vita, che la tua gloria sia ciò che noi cerchiamo. Noi non abbiamo bisogno di altro, noi non abbiamo bisogno di altro, noi non abbiamo bisogno di altro, Dio, la tua gloria qui, la tua gloria, soltanto della tua gloria, soltanto della tua presenza. Tua è il regno, tua la potenza e la gloria per sempre. Amen. Tua la potenza, tua è la gloria per sempre. Amen. Alza a tua mano. Dichiara oggi che la tua vita è per la gloria di Dio. Tutto ciò che Lui ha cambiato è per la sua gloria. Tuo è il regno, sa tua è la gloria per sempre. Noi ti ringraziamo perché tua è la gloria, tua è la gloria. Spirito Santo, tua è la Santo Espírito de Deus. Oh, aleluia.
Prima che io parlassi, tu cantavi su di me, perché tu tieni tanto a me, tu tieni tanto. Prima che io respirassi, soffiato la vita in me, tu tieni tanto. Il tuo amore, quando ero perso il tuo amore lottò per me, tu tieni tanto, tanto a me, eri senza valore, eri senza valore, ma tu hai comprato. Sei gentile con me, oh impressionante, infinita audacia, amore di Dio, non riposa con le 99, se nasce perso, non posso comprarlo, non me lo merito. Ma lui per me si è donato, oh impressionante, infinita audacia, amore di Dio, porta luce alle ombre, distrugge muraglie, porta luce alle ombre, distrugge muraglie per incontrarmi, porta luce alle ombre, sale montagne per incontrarmi, distrugge muraglie, rompe catene per incontrarmi, porta luce alle ombre, sale montagne per incontrarmi, distrugge muraglie, rompe catene per
posso comprare. Oh, impressionante. Sapete, una delle preghiere che più faccio spesso, quando prima di iniziare il culto noi andiamo nella sala di intercessione, se qualcuno vuole alle 7:30 inizia ed è una benedizione, e ogni volta che io vado lì la mia preghiera è sempre la stessa, che ognuna di quelle persone, ognuno di voi che entra da quella porta, che non possa uscire nello stesso modo in cui è entrato, ma che possa sentire qualcosa di diverso. So che noi qua oggi predichiamo questo amore che si è donato per noi, che ci ha amato fin dall'inizio, ma purtroppo so che alcuni non hanno mai sperimentato questo amore, e io ti dico che questo amore è capace di cambiare la tua vita, che quando tu sperimenti questo amore tu non ti sentirai mai più solo, perché non ti abbandona. Lui è capace di lasciare le 99 per cercare te. Quindi io non ti chiederò oggi di manifestarti, di venire qua davanti se tu non hai mai avuto un vero incontro, una vera esperienza con Dio, con questo amore. Ma lì dal tuo posto, lì come sei, chiudi i tuoi occhi in questo momento, metti la mano nel tuo cuore, mettiamo tutti la mano nel nostro cuore e cantiamo ancora una volta: oh, impressionante, infinito, audace amore di Dio. E io so, canta col cuore, che questa sera vedrai che non uscirai qui come sei entrato, uscirai trasformato, uscirai toccato da questo amore. Alleluia. Oh, impressionante, infinita audacia amore, non riposa. Sapete, ci sono volte in cui Dio manifesta il suo amore per portarci a Lui e non lo manifesta nel solito modo. Ci sono volte in cui Dio ci porta a Lui attraverso il dolore, no? La forma in cui Dio ci ama può essere anche questa. C'è un episodio nella Bibbia in cui c'è un uomo che è cieco dalla nascita e Gesù cura quest'uomo, e alla fine di questa guarigione miracolosa quest'uomo comincia ad adorare Gesù. Solo che per arrivare a questo punto in cui c'è stato questo momento di adorazione, quest'uomo ha dovuto vivere una vita intera cieco, una vita intera nel dolore.
Forse ci sono già alcuni di noi che sono arrivati a Dio, hanno glorificato a Dio per mezzo del dolore. Forse ci sono già alcuni di noi che hanno dovuto passare per delle malattie per arrivare a Dio o per glorificare il suo nome. Forse ci sono già alcuni di noi che sono dovuti passare per mezzo di una crisi finanziaria nella propria casa per vedere un miracolo di Dio e glorificare Dio. E magari attraverso quel miracolo cominciare a credere in Lui, perché in Lui si erano riposte tutte le nostre speranze. Questa notte ci è arrivato un messaggio di una persona, molti di voi già lo sanno, abbiamo condiviso questa cosa in alcuni gruppi della Chiesa per avere richieste di preghiera, no? E questa persona diceva che suo marito durante la notte è stato molto male, tanto male che è stato ricoverato in ospedale e i medici non sanno cosa dire, non sanno cosa fare, non si sa se ci sarà un domani per lui. In questo momento è in coma e quello che noi possiamo fare è pregare, no? Abbiamo chiesto preghiera su vari gruppi, abbiamo pregato. Io credo che in molti qua abbiano pregato per questa causa. E io credo che se è la volontà di Dio fare qualcosa nella vita di questa persona è perché attraverso questo dolore Dio vuole riportare a sé dei suoi figli. E in questo momento io voglio chiedere se c'è qualcuno qua che sta passando magari per una malattia, se c'è qualcuno che sta passando per un disturbo fisico. Non sto parlando di una ferita spirituale, sto parlando di una malattia fisica. In questo momento vuole arrendersi a Dio, vuole dire: Dio, soltanto in te posso avere cura, Dio, soltanto in te posso avere guarigione. Perché quello che hanno detto questi medici a questa persona, a sua moglie, perché lui è in coma, è stato per lui probabilmente neanche un miracolo basterebbe. Ma io credo per fede che noi abbiamo un Dio di cui i dottori non conoscono la vera potenza. Noi abbiamo un Dio che va al di là delle capacità umane. Noi abbiamo un Dio che va al di là della comprensione umana. E se tu credi in questo Dio, se tu vuoi mettere alla prova questo Dio, io non ti chiederò di uscire qua davanti, ma ti chiedo: alza la mano in questo momento. Se tu hai bisogno di una cura nella tua vita, se tu hai bisogno di una guarigione fisica nella tua vita, se tu hai qualche problema che ti è stato diagnosticato, qualcosa che ti senti, che magari i dottori ti hanno detto: no, per te non c'è speranza, no, questa cosa ce l'avrai per tutta la vita, no, guarda, noi non ci possiamo fare niente, o dovrai spendere un sacco di soldi. No, io credo che noi abbiamo un Dio che ha l'ultima parola anche su questo. Se c'è qualche missionaria, qualche presbitero che può andare a pregare per queste persone che hanno la mano alzata, presbitero Sandro, missionaria Sandra, andate a pregare per queste persone che hanno la mano alzata, che vedete qua, missionaria Sonia, Fabiano. Chiedo ai presbiteri e alle missionarie che possono andare a pregare in questo momento per ogni persona che qua ha la mano alzata, che sta dicendo: io voglio che Dio curi la mia vita, io voglio che Dio entri in questa causa, qualcosa che per me è impossibile, che per i medici è impossibile, ma che per il nostro Dio non è impossibile. Andate da queste persone in questo momento, mettete la mano, imponete le mani su di loro e cominciate a pregare perché Dio possa fare una cura miracolosa nella loro vita. Io credo che Dio possa farlo, io credo che Dio possa farlo. E se tu credi, dice la parola, vedrai la gloria di Dio. Vedi in questo momento la gloria di Dio nella vita di questo. Vedi in questo momento la gloria di Dio. La gloria di Dio che comincia a curarti, la gloria di Dio che comincia a risanare l'infermità nel tuo corpo, la gloria di Dio che comincia a darti la cura che stai aspettando, la gloria di Dio che comincia ad andare contro le sentenze dei medici, dei dottori, la gloria di Dio che mette la parola finale sulla tua vita. Padre, nel nome di Gesù io ti prego per ogni persona che è qua, Signore, che in questo momento ha bisogno di una cura, Signore. Una cura che nessuno può dare al di fuori di te. Per questo noi oggi ci arrendiamo a te
Dichiariamo che soltanto tu, Signore, sei il nostro dottore, soltanto tu puoi curare, Signore, soltanto tu puoi entrare nelle cause in cui i medici non hanno dato possibilità. Io ti chiedo, Dio, di cominciare a curare, di cominciare a versare il tuo spirito, di cominciare a versare la tua gloria, Signore, su queste persone, di cominciare a versare, Signore, questa unzione, Signore, di rinnovo nelle ossa, Signore, nella carne, negli organi, di cominciare a versare, Signore, una cura che può venire solo da te. Se è per il dolore, Signore, che dobbiamo glorificarti, così sia, ma vieni, Signore, vieni a curare ogni persona che è qua presente e che oggi ti chiede questa cura. Io ti prego, Signore, per ogni persona che in questo momento sta anche pensando a qualche suo parente, a qualche suo amico, di cui oggi si fa rappresentante, qualcuno che è infermo, quel nostro fratello che oggi, Signore, è in sala operatoria, che sta aspettando un miracolo da parte tua. Io credo, Signore, per fede che tu possa venire a curare ognuno di loro, Signore. Io credo per fede, Signore, che non c'è niente che impedisca il tuo agire. Questa è una semplice preghiera, Dio, ma io ti chiedo, Signore, vieni a fare il tuo impossibile, vieni a fare il tuo miracolo, vieni a dimostrare a queste persone quanto le ami, attraverso, Signore, una cura che può venire solo da te. Quanti qua hanno già ricevuto una cura miracolosa da parte di Dio nella propria vita? Alzi la mano chi ha già ricevuto almeno una volta una cura da parte di Dio. Qualcosa che ha sentito che era un miracolo di Dio, qualcosa che non poteva essere possibile al di fuori dello Spirito Santo di Dio. Tutte queste persone che hanno alzato la mano, tutte queste persone che hanno già ricevuto almeno una volta nella loro vita una cura, sono la testimonianza per tutte quelle persone che oggi hanno ricevuto una preghiera, che Dio c'è, che Dio ancora cura, che Dio ancora compie miracoli e che non è impossibile quello che tu hai chiesto oggi per la tua vita. Amen. Facciamo un applauso a Dio, che Dio possa già stare curando ognuno di noi, che Dio possa già, se non avere curato, possa già aver iniziato il processo di cura nella vita di tutte quelle persone che hanno chiesto cura, e ancora di più nella vita di quel nostro fratello che oggi ha bisogno di un miracolo vero nella sua vita. Amen. Amen. Vi chiedo di sedervi. Daremo qualche avviso. Prima di dare gli avvisi voglio presentare i nostri visitanti di questa sera. C'è qua con noi Ronaldo, che già conosciamo, il fratello della missionaria Sandra, e insieme a lui c'è Rosilda, là in fondo, e c'è anche con noi Ariel,
È un vero piacere averla oggi qua tra noi. Cosa può dire la Chiesa a tutti loro? Siete benvenuti nel nome di Gesù. Ronaldo, Rosilda, Ariel, il nostro desiderio per voi è che possiate sentire la presenza dello Spirito Santo qua questa sera e che questa presenza possa in qualche modo trasformare la vostra vita e accompagnarvi in questa settimana. Amen. Gli avvisi per questa settimana sono pochi. La Gabi ha avvisato della sala di intercessione che non è finita. Ogni sabato alle 7:30 è qua nella sala pastorale, è un momento di preghiera, preghiamo per il culto, preghiamo perché Dio possa benedire la nostra serata, perché Dio possa veramente agire. Tu che hai la possibilità di venire un po' prima il sabato, alle 7:30 sono qua a pregare, puoi unirti a loro, apri la porta, entra senza problemi, inizia a intercedere, perché io credo che la preghiera di un giusto possa veramente fare la differenza. E io credo che qua ci siano diversi giusti, o perlomeno persone che ricercano di essere giuste, di essere sante, di essere simili a Cristo. Anche questa settimana avremo il nostro culto in casa, mancano 3 zone sole da visitare, quindi se tu non hai ancora ricevuto un culto in casa nella tua zona, stai attento perché questa potrebbe essere la settimana giusta. Dovremo ancora andare a Caprino a fare il culto, dovremo ancora andare nella zona di Zevio, Legnago, Colonia Veneta e Borgo Trento. Sono le 3 zone che ci rimangono per questa 4ª serie di culti, quindi in questa settimana faremo un altro culto in casa in una di queste 3 zone, poi continueremo con le altre 2 nelle prossime settimane. L'ultimo avviso invece è la nostra grigliata di domani. Quanti hanno già riservato il loro posto per la grigliata di domani? Bravissimi! Se ci fosse qualcun altro che questa sera vuole riservare il suo posto per la grigliata di domani, abbiamo preso un pochino di carne in più, non potremo invitare 40 persone in più, ma qualche posto libero possiamo averlo. Quindi se tu ancora non hai preso il tuo posto, sei interessato a venire alla grigliata di domani, cerca sempre Tainara per dirglielo, ma al massimo questa sera, così che possiamo provvedere al tutto. La grigliata di domani è una grigliata che è stata fatta per un motivo molto semplice. Vogliamo fare il tetto della chiesa, almeno questa parte qua, e sembra che sia molto realizzabile. Ci mancano veramente poche cose. Avete visto quei bei pannelli intorno a voi che ci sono sul muro, quel bel pannello grigio scuro quasi nero? Non so se li avete notati, da un paio di settimane ci sono questi pannelli. Non sono messi lì di bellezza, magari possono anche piacervi, ma sono messi lì per un effetto soprattutto acustico. Quello che noi faremo sul tetto è fare dei pannelli uguali a questi, ma in versione extra large, e li attaccheremo qua su. Faranno un effetto sia termico che decorativo che acustico. Per fare questi pannelli ci mancano solo 3 semplici cose. La prima cosa che ci manca per fare questi pannelli sono circa 600 euro. Il costo di questi pannelli è una cifra che va da un minimo di 600 euro a un massimo di 700 euro, spero non di più. Comunque all'incirca questa è la cifra. Sembra tanto, non è tanto, anche perché se ogni persona che è qua mettesse 10 euro ce la faremo, però non sto dicendo questo per chiedere soldi a nessuno, è semplicemente un rendiconto di ciò che vogliamo fare. La seconda cosa invece che ci serve, e questo sì potrebbe essere per chiedere qualcosa a qualcuno, è un'automobile, un mezzo di locomozione che riesca a trasportare degli assi lunghe 3 metri. Chi avesse la possibilità di avere una macchina, un van, un camioncino, un qualcosa in cui si possono mettere dentro delle asse lunghe 3 metri,
sarebbe molto interessante se si mettesse in contatto con noi, perché noi dobbiamo prendere per fare questi pannelli delle assi da 3 metri al bricomen e portarle qua senza romperle, perché poi andranno su lunghe 3 metri, quindi sarebbe buono non tagliarle, non romperle. La terza cosa che servirebbe, è chiaro che se non c'è nessuno che ha una macchina o un qualcosa per trasportare le assi, i 600 euro aumentano perché dobbiamo prendere un camioncino e noleggiarlo costa più di 100 euro. Se invece ci fosse qualcuno non aumenterebbe la cifra. La terza cosa che aumenterebbe tantissimo il prezzo se non ci fosse, ma potrebbe esserci, è qualche persona che sia in grado di fare questo lavoro. Allora, persone che sanno fare i pannelli ce ne sono almeno 2 o 3 in questa chiesa che hanno fatto tutti questi e insomma penso che siano fattibili, no? Anche se dovranno essere molto più grandi e molto di più, ma proprio anche delle persone che siano in grado di bucare il tetto, di fare stare su questi pannelli. Io adesso guardo Junior, ma non è che sto guardando Junior per... è una casualità che sto guardando Junior. Se non c'è Junior non si fa niente, in realtà. No, sto scherzando. Ma se ci fosse qualcuno che sa come fare questo lavoro, abbiamo un trabattello che arriverà fino lassù, non ci sarà bisogno di andare su con la scala a bucare. Il giorno in cui avremo tutti i pannelli pronti, decidiamo di fare il lavoro, ci presteranno questo trabattello, faremo tutto in una giornata e sarà qualcosa di magnifico. Sono 3 semplici cose che ci mancano. Con la grigliata di domani penso che riusciremo a ricavare circa 200-250 euro, quindi ci sarà meno spesa perché dei 600 ne togliamo già un po' e il resto è tutto nelle vostre mani e quelle di Junior, che comunque dovrebbe avere anche il camioncino. No, sto scherzando sempre Junior, non preoccuparti, non uscire dalla chiesa. Ok? È soltanto un dato di fatto per dirvi che noi nel giro di massimo 2 settimane avremo il tetto in chiesa, almeno questo è quello che vogliamo e penso che non sia così impossibile averlo nel giro di 2 settimane, perché tutte le cose hanno coinciso affinché ce l'avessimo. Vi chiedo di alzarvi in piedi, facciamo una preghiera. Chi ha portato oggi la sua decima, la sua offerta, in questo momento è benvenuto a lasciarla alla casa del Signore. Tu che vuoi fare la tua offerta col bancomat, come sempre ci sarà la missionaria Josiane, mi sembra, là dietro, che ti aiuterà. Tu che sei visitante, non ti preoccupare, questo momento non è un momento per te, questo qua è un momento per ogni persona che crede che Dio in questa casa ancora curi, come abbiamo pregato prima, ancora salvi, ancora cambi vite, che Dio faccia ancora miracoli, che Dio faccia ancora tanto bene nella vita di ognuno di noi. Tu che credi questo, in questo momento porta la tua decima, la tua offerta. Io credo che questa casa sarà una casa che sarà una casa più accogliente, sarà una casa ancora migliore attraverso l'offerta che oggi tu potrai portare alla casa del Signore. Padre, nel nome di Gesù io ti prego, Signore, per ogni nostra decima, per ogni nostra offerta. Io ti prego, Signore, di consacrarle, di benedirle, Signore, perché possono salire a te non come soldi, Signore, ma come un'adorazione che oggi noi ti portiamo. E io ti chiedo, Dio, di benedire ogni persona che è qua presente, non solamente coloro che oggi porteranno qualcosa. Chi lo sta portando lo sta facendo perché ha un compromesso con te, ha un compromesso con il tuo regno, ha un compromesso con questa casa. Io ti prego di benedire ogni persona. Se, Signore, la tua volontà è quella di benedirla materialmente, che questo sia compiuto, ma io ti credo di benedire, Signore, spiritualmente la casa di ognuno di noi. Che, Signore, la tua pace, la tua serenità, che, Signore, il tuo amore e la tua unione possano riempire le nostre case, che la tua presenza possa riempire le nostre case, che ognuno di noi possa sentire te vivo dentro le case, dentro le nostre famiglie. Io ti prego per questo nel nome di Gesù. Amen. Sei degno, solo
sei degno, una nuova canzone offriamo a te. Solo tu sei degno, solo tu sei degno, una nuova canzone offriamo a te. Solo tu sei degno, solo tu sei degno, una nuova canzone offriamo a te. Solo tu sei degno, solo tu sei degno, degno di tutta la gloria, degno di tutto l'onore. Solo tu sei degno, solo tu sei degno, degno di tutta la gloria, degno di tutto l'onore. Solo tu sei degno, solo tu sei degno. Amém? Potete sedervi in questo momento. Amém? Alleluia. Padre, em nome de Jesus, Senhor, in questo momento eu voglio condividere la tua parola, Senhor, la tua chiesa, Senhor. Padre, che il Signore possa parlare con la tua chiesa come il Signore ha parlato con me. Che, Signore, ogni cuore sia toccato dalla tua presenza, ogni cuore possa ascoltare la tua voce, non la mia voce, Signore. Eu so che ogni cosa, Signore, che il Signore fa nella tua casa lavora in noi, cambia la nostra vita, Signore. In questo momento, Signore, ti chiedo, Signore, forse una frase, forse il versetto, forse qualsiasi cosa, Signore, ma non lasciare, Signore, che noi usciamo di questo luogo senza ascoltare la tua voce, Padre, in nome di Gesù. Amen. Pace a tutti. È da un po' che io non predico, ma mi ha chiesto Enrico di portare la parola oggi. E quando lui mi ha chiesto, io non sapevo su cosa predicare, non si sa mai, non è che ho sempre una parola pronta e dico, cioè, se lui mi chiama predicherò questo. No, quando lui mi chiama io non ho mai una parola pronta. Però penso che lunedì il Signore mi ha parlato e mi ha parlato con un versetto molto piccolo. E questo versetto lui ha già ministrato nella mia vita tanti anni fa, tanto tempo fa, verso 4 anni fa più o meno. Io ho letto questo versetto in un modo diverso. Dio mi ha parlato in un modo diverso. È un versetto che vedete è molto conosciuto, ma forse noi non diamo l'importanza che c'è da dare. Forse noi non lo guardiamo con gli occhi che dobbiamo guardare. Io volevo che Giacomo mettesse, ho messo il versetto qua, è questo piccolo versetto dice: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Tu puoi leggere questa frase? Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E questo versetto fa parte della preghiera del Padre Nostro. Questo versetto è inserito nella preghiera del Padre Nostro. E Gesù ha insegnato che quando noi dobbiamo pregare così.
E quando Gesù ha detto di pregare al Signore, dacci oggi il nostro pane quotidiano, Gesù voleva dire tante cose con questa frase. Gesù voleva dire veramente tante cose con questa frase. E quando Dio mi ha parlato con questo versetto, io ero un periodo della mia vita in cui io stavo imparando a chiedere al Signore di darmi le cose, perché io sono sempre stata quella che volevo fare con le mie proprie braccia. Io ci riesco, io ce la farò. Io stavo imparando a chiedere al Signore di insegnarmi a vivere la dipendenza da Lui. E questo versetto Lui mi parla di 3 cose: dipendenza, mi parla di costanza e mi parla di provvigioni. E in quel tempo Dio mi ha parlato solo di provvigioni in questo versetto, ma oggi Dio mi parla anche di costanza e mi parla anche di dipendenza. E io chiedevo al Signore, era l'inizio della nostra vita ministeriale, e Dio mi stava insegnando, perché quando noi non sappiamo quello che noi vogliamo, ma Dio sa quello che noi dobbiamo vivere perché noi possiamo imparare. E il Signore mi insegnava a credere che Lui poteva provvedere sulla mia vita. E Lui mi stava insegnando questo. E io mi ricordo che qualche settimana fa, rispondendo a una domanda di una persona, io ho visto come Dio ha agito in quel tempo. Io lavoravo, quando conosciuto Enrico, guadagnavo molto di più di lui, il doppio di lui, sempre guadagnato tanto, sempre fatto 2 lavori. E mi ricordo che io stavo lavorando in un lavoro e volevo uscire, o sono uscita di quel lavoro. E ho detto, esco di quel lavoro perché il 2 novembre io entrerò in un altro lavoro. Il 2 novembre dovevo cominciare un altro lavoro. E il 25 ottobre sono uscita dal mio lavoro. Io ho chiesto di uscire, io ho chiesto di rompere il contratto, io ho chiesto tutto. E il 27 ottobre non sapete cosa è successo. Ho scoperto che io ero incinta di Liam. Io ho scoperto che io ero incinta di Liam il 27 ottobre. E non si può cominciare un lavoro con un contratto che se tu sei incinta non puoi arrivare lì e dirci guarda. E non potevo andare dietro e dire guarda, avevo fatto tutto io di testa mia e non avevo capito che Dio stava lavorando in questo. E io mi sono disperata perché ma perché Dio mi ha permesso di uscire da un lavoro e non entrare in un altro, e adesso sono incinta senza un lavoro e solo Enrico che lavora. E non avevo capito che Dio mi stava insegnando che Lui è il Dio che provvede nella mia vita. Non avevo capito che Dio voleva che io capissi che io potevo fidarmi di Lui, che Lui era il Dio che provvedeva nella mia vita. Io forse fino a quel giorno lì, da quando ho 8 anni di età che io lavoro. Io facevo la babysitter da quando io ho 8 anni di età, ho lavorato da sempre. Io ero la mia provvigione, io provvedevo, io avevo dei soldi, lavoravo, facevo 2 o 3 lavori, quindi io ero abituata a provvedere me stessa, ma il Signore aveva bisogno che io mi fidassi di Lui come il Dio che provvede nella mia vita. E io non lo so che cosa tu stai passando, ma tu hai chiesto al Signore già quanta fiducia tu hai in Lui quando c'è bisogno di una provvigione nella tua vita. Perché se noi possiamo, noi facciamo con le nostre proprie forze. Ma ci sono momenti in cui Dio vuole che noi mettiamo la nostra fede in azione e diciamo Signore, io so che tu sei il Dio che provvede. Ma perché questo succeda, noi dobbiamo lasciare il nostro controllo perché Lui agisca. Perché se noi abbiamo la possibilità di pagare, se noi abbiamo la possibilità di fare, se noi abbiamo la possibilità di risolvere con nostre proprie mani, noi crediamo che siamo stati noi.
Ma quando noi non vediamo soluzioni, non sappiamo da dove è uscito e non c'è nessuna possibilità, noi possiamo soltanto credere in una cosa, che è stato Dio che ha agito in quella situazione. E Dio mi stava insegnando questo. Forse tu non hai bisogno di questo, forse tu ogni giorno vivi di provvigione, ma io avevo bisogno di essere insegnata in questo. Forse io avevo bisogno di passare questo processo. E voglio dirvi una cosa: Dio non ha mai lasciato mancare niente. Sono da 4 anni, da quando sono rimasta incinta di Leon, che Dio provvede nella nostra vita. E tu mi dirai come fate a vivere? Io non lo so. Io l'ho detto a Enrico, io non lo so, perché noi viviamo nella provvigione di Dio. Nella provvigione di Dio. Ma questo Andrea che vive nella provvigione di Dio ha dovuto stare rotta. E non dico, Dio, ma perché è successo questo? Io sono qua fedele nella tua opera, io faccio qua, sono qua in chiesa. Io so che avevo bisogno di vivere il processo di Dio, perché io credessi di più che Lui può fare quello che io non posso fare. Perché se io metto un limite in ciò che io posso fare con le mie mani, io non vado lontano. Ma se io metto Dio davanti e il Dio che provvede agisce per noi, allora noi andremo lontano. Noi andiamo oltre le nostre capacità, noi andiamo oltre ciò che noi pensiamo di poter arrivare. Tutti voi sapete, alcuni non sanno, ma non voglio raccontare di nuovo, che questo capannone è stata una provvigione di Dio. Non è stato per me, non è stato per Enrico, non è stato per nessuno, ma è stato Dio. Quando noi abbiamo detto, Signore, noi non possiamo fare niente. Se non è il Signore che agisce, noi non ci riusciremo. Allora, per miracolo, Dio ci ha dato questo luogo. Per miracolo. Dove tutte le porte erano chiuse, dove c'era una pandemia mondiale, dove le persone non volevano affittare per chiese, dove noi non avevamo come provare che noi potevamo pagare questo luogo. Noi non avevamo soldi, la chiesa non aveva soldi, nessuno aveva soldi, perché era in una pandemia, c'erano tantissimi fratelli a casa senza lavorare. Allora, quando noi non potevamo fare, Dio. Hoje tu sei seduto in un luogo dove Dio ha provveduto. Hoje tu sei in un luogo dove Dio ha aperto la porta per noi. Hoje nós siamo dentro di un luogo dove Dio ha agito nella vita di questo proprietario, ha nascosto questo luogo. Perché se dipendesse da noi o di qualsiasi altra persona, non ci avremmo mai riusciti, ma Dio che provvede ci ha regalato questo. E questo versetto mi parla tanto, perché quando Gesù ha detto così, pregate così, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Gesù diceva così, tu dovete fidarvi della provvigione di Dio. Dovete fidarvi di Dio. Non sto dicendo adesso perché tu lasci il lavoro e dici vivrò nella provvigione di Dio. Se tu hai abbastanza fede, 100% fede, allora fallo, ma se no, forse non è questo il proposito che Dio ha per te. Ma io ti dico una cosa, fidati della provvigione di Dio. Gesù stava dicendo dovete fidarvi. Gesù non stava dicendo così, chiedete il pane. Fate una preghiera, Signore, dacci il pane che abbiamo bisogno per tutta la vita. Gesù non stava dicendo chiedete sacchi di cibo perché potete essere mantenuti per tutta la vita. Gesù stava dicendo chiedete il vostro pane quotidiano di ogni giorno. E questo versetto mi parla di costanza, sai perché? Perché Gesù ha detto arrivate e andate dal Padre ogni giorno a chiederlo, quotidianamente. Vuol dire che se tu o ieri sei andato e hai detto Signore, ho bisogno della tua provvigione, ma non sto dicendo solo di provvigione di cibo. Forse tu hai bisogno che Dio
ti cambi o ti apra qualcosa o cambi qualcosa, o hai bisogno di pazienza per sopportare nel tuo matrimonio, finché Dio non completi l'opera che Lui ha per tuo marito, per tua moglie, per i tuoi figli. Forse tu hai bisogno di questa pazienza, forse tu hai chiesto la pazienza ieri, dici Signore, già ti ho chiesto pazienza ieri, Dio vieni ancora ogni giorno alla mattina e chiedimi, perché tu hai bisogno di quello. Quotidianamente tu hai bisogno di arrivare a me e chiedere quello che tu hai bisogno. Gesù stava dicendo: venite ogni giorno a parlare con me. Non è perché Dio lo sa che Lui lo farà, Dio lo sa, Dio sa tutto, ma Lui vuole che tu venga e che tu preghi e che tu apra la tua bocca e che tu lo dica: Signore, ho bisogno di questo per oggi. Domani tu vai là e dica: Signore, ho bisogno di questo per oggi. Domani vai ancora e dice: ho bisogno di questo per oggi. Signore, domani vai ancora, ho bisogno, ma io ho già chiesto ieri, ma io ho bisogno di questo per oggi ancora, Signore. Io prego da tanti anni, Signore, io prego da tanti anni. Gesù ha detto: andate davanti a Dio quotidianamente, tutti i giorni, a chiedere ciò che avete bisogno. Andate ogni giorno. E questo versetto mi parla di costanza, perché Gesù ha detto così: ogni giorno. Non è un giorno sì, 15 no. Non è solo quando avete bisogno, quando arrivate a un limite, ma è con costanza. È tutti i giorni, è tutti i giorni, è tutti i giorni, è tutti i giorni. È con costanza, è con costanza, con costanza. A volte noi facciamo una cosa per una settimana e pensiamo: wow, sono iper mega super credente, datemi un mantello, pensando adesso Dio mi darà. Ma Dio sa quanta costanza tu hai. Dio sa tutto. Dio sa quanta costanza io ho. E quindi finché io avevo bisogno di credere nella provvigione di Dio, e finché io non ho creduto, Dio ha lavorato in me. Dio ha lavorato in me, Dio mi ha rotto, Dio mi ha fatto arrivare al limite. Quando sono arrivata al limite non c'era più soluzione, Dio ha detto: wow. Enrico arrivava con una notizia non so da dove e Dio provvedeva nella nostra vita. E forse tu non ci riesci ad arrivare con costanza. Forse tu fai una cosa un giorno, un altro giorno no, un altro giorno no, un altro giorno no. Arrivi là: Signore, perdonami Signore, Signore, io devo torni una settimana, e quella settimana tu pensi: wow, sono già a livelli spirituali molto profondi. Ma Dio dice: ancora non c'è costanza. Vieni ogni giorno. Ho bisogno che tu ti presenti davanti a me ogni giorno. E non sto dicendo che tu stai davanti al Signore 2, 3, 4 ore, ma che tu ti ricordi chi è il Salvatore della tua vita, che tu ti ricordi chi l'ha fatto per te, che tu cammini con il Signore, che il tuo pensiero sia su di Lui. Forse tu non c'hai 5, 6 ore, 2, tante ore per stare alla presenza del Signore, ma nel tuo lavoro Dio deve essere presente nel tuo pensiero. Tu puoi fare una preghiera in questo momento con il tuo pensiero e dici: Gesù, io sono qui, tu sai che ho bisogno, tu sai di quello che ho bisogno oggi, tu sai che ho bisogno di mansuetudine, tu sai che ho bisogno di pazienza, tu sai che ho bisogno di sentire il tuo amore. Domani lo vai ancora, lo vai ancora, lo vai ancora. Costanza. Gesù stava dicendo ai suoi discepoli: quando chiedete, dacci oggi il nostro pane quotidiano, è per andare ogni giorno, è perché per un giorno. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, dacci oggi. Il Signore parla di costanza. Il Signore non è in debito con nessuno. Non è perché noi abbiamo fatto, non è perché io sono credente da 38 anni che il Signore è in debito con me. Io sono eternamente in debito con Lui. E il mio servire al Signore deve essere per amore, non dopo 38 anni io penso che sono già chissà chi nella presenza del Signore. No, io ho necessità che il Signore lavori in me ogni giorno, perché la vecchia Andrea è cattiva, è malvagia,
Il nostro vecchio io è cattivo e malvagio, non agisce. Ho riso da una persona questa settimana mi ha detto: guarda, ho bisogno sempre di controllare il mio carattere, ho bisogno di controllare le persone che cammino, perché ho camminato 2 giorni con una persona e dopo il terzo giorno mi veniva già voglia di rubare il mais delle piantagioni che sono vicine a casa mia. Cioè, dopo 2 giorni che ho camminato con delle persone, mi veniva già la mia vecchia io che mi veniva: vai, fai una pamonha, fai qualcosa, sono lì, sono grátis, vai a rubare. Quindi noi abbiamo bisogno di andare alla presenza del Signore, perché ogni giorno uccidere il nostro io. Ogni giorno noi dobbiamo ucciderlo, combatterlo. Per questo Gesù dice: venite a me ogni giorno. Se avete bisogno di qualcosa, venite da Lui ogni giorno con costanza. Se tu vuoi crescere spiritualmente, che se tu vuoi diventare uno che il Signore invierà per qualsiasi missione al mondo, o per qualsiasi luogo, o per fare qualsiasi cosa, noi dobbiamo avere questa costanza che Dio ci chiede. Noi miriamo sempre ai frutti, vero? Sempre ai frutti, ma nel rimanere. Chi rimane fruttifica. Chi rimane fruttifica. E quindi ogni giorno, invece di pregare: Signore, che io generi frutti, noi possiamo pregare: Signore, che io rimanga attaccato alla vita, che io rimanga attaccato a te, che io rimanga, Signore. Noi possiamo pregare così: Signore, che io abbia la forza di rimanere, non lasciarmi distaccare, Signore. Signore, ancora una volta, Signore, fammi ritornare. I frutti vengono per quelli che rimangono. E non sto dicendo di rimanere in questa chiesa, no. Rimanere nella presenza del Signore, attaccati alla vita, attaccati a colui che ti fa generare frutti. Ma se io mi stacco, pensa in un albero. E tu sei, non so come si chiama, un ramo. Molto difficile questa parola. È un ramo e questo ramo si stacca. Cioè tu dici: guarda, vado a attaccare. Si può anche fare inseminazione, germinare, fare quelle cose lì, ma cioè può anche essere che lui torni a fruttificare. Però se il tuo ramo è fuori dall'albero, si seccherà. Affronterà i soli, affronterà il vento, affronterà il pioggia, non è attaccato, seccherà. E il Signore oggi ti chiama ad essere costante, di essere costante alla sua presenza, di essere costante con Lui, di andare davanti a Lui ogni giorno. Gesù ha detto: chiedete al Padre ogni giorno, dacci oggi il nostro pane quotidiano. E questo versetto mi parla anche di dipendenza. Dipendere dal Signore. Quando tu impari ad essere dipendente dal Signore, tu chiedere a Lui di: Signore, oggi oggi la mia mente non sta bene. Oggi, prima di venire qua, io ero molto triste perché questa notte non ho dormito bene, perché io sono parlato con quella signora che suo marito è in ospedale e lei mi diceva: loro hanno detto che non c'è nessuna chance, non potrà salvarsi. Il medico ha detto che non c'è soluzione. Il medico ha detto che lui non vivrà. Il medico dice che il miracolo neanche un miracolo potrà fare caso suo. E pensa che tu in una situazione del genere,
Eu era muito triste pensando, eu disse, Signore, Signore, ho bisogno di lodare il tuo nome oggi, ho bisogno, Signore, che tu tolga questo peso dal mio cuore, ho bisogno che tu tolga questo peso dalla mia mente, perché io so che il Signore è il Signore della mia vita, è il Signore che guida la mia vita. E quando noi diventiamo dipendenti dal Signore, allora il Signore comincia ad agire, allora il Signore comincia a lavorare, allora il Signore comincia a fare. Io qualche giorno fa ho risposto un'altra domanda della sorella Grace che mi ha chiesto: ma pastora, sì, tu sei una persona forte, decisa, sei una persona che avanti, che parla, che è qua, moglie del pastore, ma perché non sei mai fatto la tua patente? Mi ha fatto un monte di elogi, dopo ha detto, gli toccherò la sua ferita in questo momento. Ma perché non sei fatto la patente? Non ci riesci ad andare da nessuna parte se il pastore non ti porta. Non ci riesci ad andare da una parte all'altra se il pastore non ti porta. Ma dai, falla. Io ho detto, io ho capito. Prima non lo capivo, ma io ho capito il perché Dio. E dico, sa già cosa parlerò. Ho capito perché Dio non mi ha lasciato fare la patente. E un giorno ho predicato qua anche, non so se qualcuno si ricorda, Giacomo sicuramente, perché mi ha chiesto un giorno, fino alla fine dell'anno io farò la mia patente. Questo era gennaio di 3 anni fa. Ma io non l'ho fatto. E io non capivo perché. Perché io potevo farlo, sai, ho avuto la possibilità. Ma tutte le volte che pensavo mi iscriverò, farò questo, non andava a buon fine così. Io pensavo, ma non mi sono impegnata abbastanza perché mi sono, non so, accomodata, ma io ho capito. E l'ho scritto, l'ho detto, io non ho fatto la mia patente, sai perché? Per proposito. Perché il proposito di Dio nella mia vita non si poteva compiere se io avessi la mia patente. E vuoi sapere perché? Perché mio marito è molto, molto, molto tranquillo. E mio marito è molto tranquillo. E Dio sa che un regno diviso non prospera. Per questo noi preghiamo tanto siamo uno in Cristo, perché se io non lavoro insieme a te, se tu non lavori insieme a me, se non c'è un'unione, noi non ci riusciamo a fare niente. Il regno diviso non prospera. E Enrico è tranquillo, calmo, sereno. E io sono quella agitata che vai fare, che vai questo. Se mi lascia io vengo qua e faccio il tetto da solo. Lui mi ha guardato, ma vengo qua, mi monto il travatello e mi buco questo tetto e lo faccio da solo. Ma Dio non voleva che io fosse così. E un giorno sai cosa Dio mi ha detto? C'era un tè delle donne qua. C'era una pastora che predicava, che è venuta dalla Svizzera e mi ha detto così: il tuo ministero crescerà quando crescerai, però prima deve crescere quello del tuo marito. Il tuo ministero crescerà dopo che quello del tuo marito crescerà. E Dio lì mi ha preso perché? Perché io dovevo capire che io, anche se sono veloce, voglio fare 200 a 300 all'ora, Dio mi stava insegnando ad essere dipendente. E forse se io avessi la patente, fratelli, io lasciavo Enrico a casa e venivo da sola in chiesa. Ma Dio mi ha insegnato che io dovevo lavorare insieme a mio marito. Dio mi ha insegnato che io dovevo prendere la sua mano e tirarlo o lui rallentarmi. Perché un regno diviso non prospera. E se Dio mi avesse permesso, forse il mio proposito non sarebbe compiuto. Perché? Perché io forse oggi sono di qua, oggi sono di là, oggi sono di qua. Ma Dio voleva che io e lui lavorassimo in un solo obiettivo, come Dio vuole che noi lavoriamo in un solo obiettivo. E Dio vuole che noi siamo dipendenti da Lui, dipendenti in ogni cosa da Lui.
Perché se noi vogliamo fare di testa nostra, se noi vogliamo decidere di testa nostra, se noi vogliamo prendere decisioni di testa nostra, noi dobbiamo anche ricevere ciò che questo ci dà. Dio ti ha portato qua in questa Italia, no? Io so di tante storie di persone in questa Italia. Io so di tante cose che sono successe nella vita di persone in questa chiesa. Io so di miracoli che Dio ha fatto. Io so di cose che Dio ha fatto che per me non ho mai visto succedere in questa Italia. Ma Dio l'ha fatto. Io so di difficoltà che persone hanno passato. Io so di cose che persone hanno vissuto in questo luogo. Ma Dio ti ha portato in questo luogo per una missione. Dio non ti ha portato qua per dirti vai là, guadagni soldi, perché penso che di soldi nessuno sta diventando ricco in questa chiesa. Qualcuno è riuscito a diventare ricco già in Italia? Io no. Ma Dio ti ha portato qua in una nazione che c'è così poco il Vangelo che ha predicato per una missione. Dio ti ha portato qua perché qua c'avevano dei ministeri infantili. Dio ti ha portato qua perché qua ci sono ministeri dei giovani. Dio ti ha portato qua perché qua c'è un ministero di lode. Dio ti ha portato qua perché c'è un ministero della parola, di preghiera. E Dio ti ha portato qua perché tu possa inserirti e lavorare sotto la direzione di Dio. Perché finché noi decidiamo la nostra vita, finché noi non diventiamo dipendenti da Dio, finché noi non direzioniamo la nostra vita e diciamo Signore cosa vuole che io faccia? Signore cosa vuole che io faccia? Allora lì noi stiamo lasciando il nostro servizio a Dio. Non stiamo prendendo il servizio di Dio a noi e lo stiamo usando. Dio ha portato ognuno, non sto dicendo 10% o 20%, ognuno di noi per una missione in questa Italia. Per una missione in questa Italia. Dio ha portato ognuno di noi, volendo o no. Tu volendo o no, Dio ha una missione per te. Dio ha una missione per te. E Dio vuole che tu arrivi da Lui ogni giorno dicendo così: Signore, io so che in questo versetto non c'è solo dammi il pane che voglio mangiare. Tu capisca che Lui vuole che tu vada da Lui ogni giorno e che tu diventi dipendente da Lui. Dici: Signore, io so che sei Tu che mi sostieni. È il Signore che mi sostiene. Eu so che il Signore è colui che se io cado, il Signore è lì che mi regge. Sei tu, Signore, perché se io non dipendessi da te, io non so dove sarei. E con provvigione e credendo che Lui poi provvede. Qualche 2 o 3 mesi fa, quando c'era il papà della Suelen qua, lui mancava una settimana per andare via e lui è uno che vuole fare tanto. E a me piace le persone che vogliono fare tanto, che si dicono c'è qualcosa da fare, io posso fare così. E lui arrivava qua, finivamo il lavoro e lui già dava l'idea di fare un altro lavoro. Usciva di qua, lui uscendo dalla porta già dava un'idea di fare un'altra cosa. E tutti i giorni lui dava vero? Lui dava l'idea. E wow, dobbiamo approfittare perché lui tra una settimana va via e lui è così disposto a donarsi per fare tutte queste cose. Non possiamo perdere questa opportunità. E Enrico ha detto: guarda, le tesoriere hanno detto che vogliono pagare l'affitto lunedì. E noi abbiamo solo i soldi per pagare l'affitto nel conto della chiesa. E ho detto: dai Enrico, approfittiamone, Dio provvederà. Ho detto: lunedì tu vedrai che Dio provvederà. E noi abbiamo fatto tante cose quella settimana, abbiamo speso come se non ci fosse un domani. E io: Dio santo, Signore di gloria, Signore,
che la mia parola in questo momento, ti immagini se Dio mi dicesse non hai detto niente, hai detto tu? Eu dicevo, Dio santo, e ogni giorno, cioè tu pensi che vado lì a comprare due pezzettini di legno. Eu vedevo gli scontrini che arrivavano nel coso della tesoreria, 55 euro, Dio santo, 2 pezzettini di legno, vado lì a comprare na tinta. C'era così, e tutta quella settimana. Ma io mi ricordo che lunedì i soldi erano in banca, i soldi sono arrivati. E io ho detto a Enrico, Dio prima vuole che noi proviamo che noi abbiamo fede in Lui. Dio prima vuole che noi diciamo, Signore, io credo che tu puoi fare. Io credo che tu puoi fare. Io credo che tu puoi fare. E Enrico dice, guarda, tutte le volte che noi cominciamo a fare qualsiasi cosa in chiesa, anche se noi non abbiamo soldi, Dio provvede. La settimana prossima Dio comincia a inviare, Dio comincia a dare. Dio comincia a dare, perché Dio è un Dio che provvede. Ma a volte Dio ha bisogno che noi aumentiamo la nostra fede, perché se noi facciamo con le nostre proprie baixa, noi forse crediamo che noi siamo stati noi a farlo, vero? Eu vou contar a storia de prodotto che noi avevamo, qualcosa che noi avevamo là dietro, che noi volevamo vendere. E io l'ho detto a qualche persona, venderò questo, io venderò questo e con questo comprerò questo, quell'altro. Ma non sentivo pace nel mio cuore. Non sentivo pace nel mio cuore. Dio mi diceva, dallo a una chiesa che ha bisogno. Regala una chiesa che ha bisogno. E io ho anche annunciato su subito.it. E c'era una ragazza di Vicenza che cominciava a scrivermi disperatamente. Era Dio che mi stava provando. E io non sentivo pace nel mio cuore. Eu dicevo, Dio, cioè, basta dare ok. E la ragazza viene qua, io do i soldi, ma io non sentivo pace nel mio cuore. Allora siamo andati na chiesa a partecipare di un giorno che c'era il subirà. E io ero lì a parlare, è venuta una coppia di pastori che loro stanno aprendo una chiesa a Mantova, era una chiesa nuova, e lei mi ha detto così, stiamo cambiando chiesa, abbiamo bisogno di tante cose. Quando lei ha bisogno di tante cose, Dio mi ha detto, ecco a chi devi dare. E io in quel momento, senza pensare 2 volte, ho detto, guarda, devi, cioè, sabato prossimo gli mando John a portarvi, perché noi abbiamo, e vi do a John, e John lo porta. E lunedì, questo lunedì qua, è arrivata una foto della chiesa dei pastori lì, che hanno fatto la foto, che hanno ricevuto questo regalo. E io sono meravigliata, sono rallegrata, sono gioito. Sono gioito, ho detto grazie Signore, perché abbiamo avuto la possibilità, noi sappiamo quanto è difficile di aiutare un'altra chiesa. E giovedì qualcuno si è offerto di comprare quella cosa che volevamo comprare. Giovedì qualcuno ha detto, guarda, io ho raccontato questa cosa qua perché ho detto, guarda, abbiamo bisogno di questo, perché io volevo comprare questa cosa qua parlando così, ma quello che dovevamo usare, i soldi che dovevamo usare, eu ho regalato a un'altra chiesa. Essa persona disse, li pago io. E John, penso che la prima volta che John mi ha chiamato nella mia vita, c'era 10 mesi di sera, l'ho scritto a John, ho detto, John, non ti crederai mai, qualcuno si è offerto di comprare quello che noi abbiamo bisogno. E John, wow, dobbiamo testimoniare questo, perché Dio, a volte Dio ti fa una provazione, perché era troppo facile. Era facile dire ok, e venivano a prendere, eu prendevo i soldi e compravo. Ma Dio voleva vedere che il mio cuore, se io credevo che Lui era capace di provvedere, anche se io non avevo quei soldi in mano, Dio ha provveduto. Io non aspettavo che Dio avesse provveduto questo, ma Dio ha voluto dirvi, guarda, quando tu ascolti la mia voce, io lavoro per te. Quando tu ascolti la mia voce, Dio lavora per te.
Il Signore oggi sta parlando a te questa sera. Dio ti vuole insegnare qualcosa. Dio vuole che tu creda in più a Lui. Dio vuole dirti che Lui è capace di provvedere nella tua vita ciò che tu hai bisogno e forse che tu hai cercato di fare con le tue proprie mani fino adesso. Dio è capace di darti ciò che tu hai cercato di tutti i modi guadagnare con le tue mani. Dio è capace di rialzarti, rialzare il tuo ministero, usarti con potenza, ma Dio ti dice: devi essere dipendente da me. Devi capire che dipende da me tutto. Tutto ciò che tu fai, Andrea, tutto ciò che tu sei, tutto ciò che tu riesci a fare, senza di me tu non ci riusciresti. E io devo sapere di questo. Che non è il tempo di ministero che ho, non è la storia, non è, a mia famiglia tutta è pastore in Brasile, io sono cresciuta con pastori, ma non è questo che mi fa stare in piedi, non è questo che mi fa essere qui oggi, perché io ho già avuto di quei momenti in che se non fosse Dio nella mia vita io non sarei in piedi in questo qua, non sarei in piedi. Perché Dio voleva che io capisse che senza di Lui io non sono nessuno. E Dio vuole usarti con potenza. Dio vuole usarti con potenza in questa nazione. Dio ha una chiamata grande e Dio non ha portato ognuno delle persone che è qui questa sera deve sapere una cosa: Dio ha un progetto per te, Dio ha una storia per te, Dio ha qualcosa di grandioso per fare attraverso la tua vita. Però ci vuole costanza, ogni giorno alla presenza del Signore. Ci vuole che tu creda che quando tu non hai, perché sto parlando di provvigione in Italia, perché in Italia noi, al di là di quello che pensano in Brasile, che tutti noi siamo ricchi qua, tutti pensano che noi siamo ricchi, io arrivo là, wow, e a volte devono pagare loro per me. Tutti pensano che noi dobbiamo a volte credere che anche se noi siamo lontani da nostra famiglia, anche se non c'è nessuno qua, Dio c'è e Dio provvede nella nostra vita e Dio non ci lascerà mancare niente, perché Dio è il Dio che provvede nella nostra vita, perché noi andiamo davanti a Lui ogni giorno e dice: Dio, dacci oggi il nostro pane quotidiano, e Lui ci darà, e Lui ci darà. Il Signore vuole che tu abbia dipendenza da Lui, costanza, e creda che Lui è capace di fare. Io ti invito ad alzare in piedi in questo momento. Io ti invito a pensare in questo momento. Io ti invito a dichiarare al Signore sulla tua vita, su quello che tu hai vissuto in questa Italia, sulla tua storia. Pensare e perché Dio ha fatto forse passare per certe difficoltà, e cosa è che tu hai imparato in certe difficoltà. Perché io nelle difficoltà ho imparato tanto. Perché quando noi siamo testa dura, Dio ci insegna a volte nella difficoltà. Dio ci insegna. Perché quando siamo forti, duri, e dici: guarda, nessuno mi abbatte, Dio ci insegna. Dio ci insegna perché Lui vuole che tu dichiari a Lui l'onore e la gloria, e la potenza è sua. Non è su di noi, è su di Lui. È su di Lui. Forse tu stai cercando di fare tutto con le tue proprie mani, tutto con le tue proprie mani, ma quando noi prendiamo decisioni con le nostre proprie mani, ci sono conseguenze che noi dobbiamo portarci dietro delle nostre scelte. E Dio non vuole questo. Dio vuole una vita di dipendenza alla sua presenza. Dio vuole una storia che tu tornerai in Brasile e dirai: nell'Italia ho guadagnato anima per il Signore. Nell'Italia Dio ha agito con me. Nell'Italia Dio ha fatto cose che nessun'altra persona ha visto. Il fratello Paolo ha raccontato una storia che mi è rimasta in mente, perché loro sono venuti qua in Italia con qualcuno che li dovevano aiutare, e questo qualcuno non li ha aiutato. Ma loro non servono questo qualcuno, loro servono un Dio. E al di là di ogni cosa, di ogni situazione, ogni cosa che abbiamo visto fino adesso qua,
Qualcuno gli ha dato un appartamento che nessuno aveva mai entrato nuovo, ma questo qualcuno è stato Dio. Questo qualcuno è stato Dio, perché non si è mai visto una situazione del genere. Io non ho mai visto qualcosa di così succedere. Lui pensava: arriverò là, qualcuno mi aiuterà. Ma Dio dice: arriverai là e io ti farò vedere che io sono il Dio che provvede nella tua vita. Io voglio che tu alzi la tua mano così e che tu parli con il Signore. E che tu parli con il Signore, Dio di provvigione in questo luogo. E io non so che cosa tu hai bisogno, non so che cosa tu hai chiesto, non so che cosa tu hai detto al Signore. Non so se tu sei come me che vuole fare di testa sua. Non so, ma Dio è Dio qua oggi ti ascolta. Dio è Dio che è in questo luogo e ti sta ascoltando. Padre, in nome di Gesù, Signore. Padre, in questo momento, Signore, io ti chiedo, Signore, se c'è qualcuno che ha bisogno di una porta aperta, Signore. Padre, noi sappiamo che il Dio della provvigione è in questo luogo. Padre, tu hai fatto tanto nella mia vita, tu hai fatto tanto in questa chiesa, Signore. Tu hai aperto porte dove noi non potevamo entrare. Tu hai fatto, Signore, cose che noi non capiamo fino adesso, Signore, nella vita delle persone che sono qua. Noi abbiamo ascoltato testimonianza e quando queste persone raccontavano diceva: è Dio, è soltanto Dio può fare. Padre, tu sei il Dio che provvede. Signore, tu sei il Dio che apre porte dove, Signore, porte sono chiuse, Signore, perché il Signore non dipende di persona. Il Signore, la potenza del Signore è infinita, è al di là di ogni cosa. La tua potenza non si ferma, Padre, davanti a ostacoli umani. La tua potenza non si ferma dove la nostra mente si ferma. La tua potenza va oltre a ogni situazione, ogni cosa che noi possiamo mettere di ostacoli davanti a noi. Padre, io ti credo la tua provvigione in questa sera sulla vita di persone, Padre, che non vedono soluzioni, non vedono uscita, Signore. Padre, forse questa storia di queste persone sarà un testimone che noi vivremo, Signore, in questa chiesa. Sarà qualcosa che noi diremo: wow, è stato veramente Dio. Noi siamo sicuri, Signore, che il Signore può fare. Noi siamo sicuri che il Signore può agire. Noi siamo sicuri che il Signore sta già facendo, Padre. Padre, facci con che ognuno di noi possa credere, Signore, che tu sei Dio che provvede nella nostra vita. Signore, dacci la dipendenza da te, Signore. Non, Signore, non che il nostro pensiero, che la nostra mente, che il nostro cuore, che tutto il nostro io non pensi, Signore, che tutto succede perché noi siamo qualcosa, Signore, ma perché noi abbiamo un Dio che è al di sopra di ogni cosa, Signore. Signore, che noi possiamo credere, Signore, che tramite ciò che il Signore mette in noi, Signore, noi possiamo fare grandi cose, Padre. Che noi possiamo avere una chiesa. Quanto più la nostra chiesa, Signore, quanto più noi saremo dipendenti da te, più il Signore agirà, Padre. Più il Signore lavorerà per noi, più il Signore farà per noi. Signore, ma noi dobbiamo credere che è stato il Signore, che non è stato per le nostre forze, ma il Signore ha aperto porte, Signore. E il Signore ci ha fatto trovare un lavoro dove noi possiamo aiutare il prossimo. Il Signore ha aperto questa porta di lavoro dove noi possiamo, Signore, dare una mano al nostro fratello. È stato il Signore, Signore. Noi siamo in un paese straniero, noi siamo in una nazione di cui io, Signore, ma io so che non c'è limite per il Signore. Padre, in nome di Gesù, Signore, Signore, chiedo a me, Signore, chiedo a ognuno di noi, Signore, perché il nostro ministero, perché questa chiesa cresca, perché questo, Signore, succeda, Signore, che noi possiamo avere costanza da te, Signore, che noi non possiamo arrivare da te soltanto quando abbiamo bisogno, Signore, che noi non possiamo correre da te soltanto quando abbiamo bisogno, ma noi possiamo correre da te con un cuore grato, dicendo: so che tu sei tu, Signore.
so che lo stai facendo, Signore. Signore, che noi possiamo avere questa costanza, Padre, che noi possiamo arrivare da Te ogni giorno con costanza, Signore. Signore, senza esigere un pagamento, senza esigere che il Signore ci esaudisca i nostri desideri, perché noi abbiamo pregato per una settimana, perché abbiamo letto una Bibbia per una settimana, Padre, ma perché noi vogliamo conoscerti di più, noi vogliamo stare di più ai Tuoi piedi, noi vogliamo stare di più alla Tua presenza, perché è da Te che noi siamo dipendenti, Signore. Padre, in nome di Gesù, Signore, io prego per questo tetto, Signore, io prego per questo pavimento, Signore. Noi non abbiamo, ma Tu hai, Signore. Noi non abbiamo, Signore, ogni cosa, Signore. Io prego per quel luogo lì, Signore. Questa chiesa si espandirà, Signore. Quel luogo lì, Signore, quel muro lì noi butteremo per terra, Signore. Noi butteremo per terra e questa chiesa sarà ancora più grande di quello che è oggi, Signore, perché Tu sei il Dio che farà. Io credo in Te, Signore. Io dichiaro questo, Signore. Lo so che noi non possiamo fare, ma Tu lo puoi fare, Signore. Lo so che noi non possiamo arrivare, Signore, ma il Signore può fare. Lo so che noi non possiamo, Signore, entrare nei cuori dei nostri figli, entrare nei cuori dei nostri mariti, ma noi dichiariamo, Signore, che Tu sei un Dio che può entrare e Tu sei un Dio che può fare, Signore. Lo so, Signore, che il nostro carattere è difficile, lo so che ci manca la pazienza, lo so che ci manca, Signore, la mansuetudine, ma il Signore ci può dare, Signore. Chiedo, Signore, dacci oggi, Signore, ciò di cui noi abbiamo bisogno. E dico un'altra volta, Signore, noi ci torneremo domani ancora, Signore. Ancora domani noi ci saremo lì a chiederti di nuovo, Signore. Chiedere di nuovo, Signore. Signore, dacci ancora, Signore. Dacci ancora, Padre, perché Tu sei il Dio che provvede. Tu sei il Dio che provvede. Tu puoi dire così: Tu sei il Dio che provvede. Tu puoi dire: Tu sei il Dio che provvede. Tu sei il Dio che provvede. Tu sei il Dio che guarisce. Tu sei il Dio che libera. Tu sei il Dio che salva. Noi siamo strumenti nelle Tue mani. Noi siamo dipendenti come strumenti. Noi vogliamo essere usati dalle Tue mani, Padre, perché sei Tu, Signore, che ci guida. Sei Tu, Signore, che ci usa, Padre. Grazie perché il Signore ha inviato ogni persona qua, Signore, a ogni persona che pensa di non avere un proposito questa sera, ogni persona che pensa, Signore, che il Signore non ha inviato, che il Signore non ha il proposito, Signore. In nome di Gesù, Signore, in nome di Gesù, Signore, noi sappiamo quanto questa chiesa ha necessità, Signore. Ti ringrazio, Signore, perché il Signore ha inviato queste persone. Grazie, Signore, per ogni persona che il Signore ha inviato. Il Signore apri la loro mente, Signore, per dire: Signore, io sono qui. Io sono qui in questa nazione, sono senza i miei parenti, sono senza la mia mamma, sono senza il mio papà, ma io sono qui per essere usata da Te, Signore. Io sono qui, Padre, in nome di Gesù, Signore, in nome di Gesù. Che la Tua Chiesa, Signore, che la Tua Chiesa, Signore, possa comprendere, Signore, la preghiera che il Signore ha detto di fare. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, Signore, in nome di Gesù, Padre, in nome di Gesù. Amen. Alleluia. Pastore, noi cantiamo dopo. Hanno ricevuto una parola da parte di Dio questa sera per la propria vita? Io so che Dio usa l'Andrea nella parola. Se non la vedete predicare tutti i sabati, non è perché non è invitata a predicare tutti i sabati, è invitata a predicare tutti i sabati, perché io so che Dio ogni volta che lei apre la sua bocca, Dio la usa e la usa potentemente per cambiare vite.
Però giustamente lei mi dice: se predico tutti i sabati io comincio il culto, io predico, io canto. Ho già detto che potrebbe lasciare cantare me. Gentilmente ha risposto che non è il mio ministero. Ma preghiamo insieme perché possa cambiare idea e così la facciamo predicare più volte e io vado a cantare. Amen. Leggerò il passo della Santa Cena che si trova in Prima Corinzi al capitolo 11. Amen. Vorrei fare una Santa Cena un po' diversa questa sera, se mi permettete. Solitamente prendiamo la Santa Cena in famiglia, no? È bello prendere la Santa Cena in famiglia, è giusto prenderla in famiglia. Questa sera però vorrei cambiare qualcosina. Se potete, anche se non potete, vi chiedo di andarvi a sedere, anzi non a sedere, state in piedi pure, ma da un'altra parte della chiesa, non vicino a un vostro parente, non vicino a vostra moglie, vostro marito, vostro figlio, vostra figlia, vostra nonna, non vicino a vostro suocero, vostra suocera. Andate a sedervi vicino anche a qualcuno che magari non conoscete tanto, magari qualcuno con cui non parlate. Non fatelo fare a me, sennò vi numero 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 e dopo vi faccio dividere così. Andate a sedervi vicino a qualcun altro, uscite dal vostro posto, prendiamoci 2 minuti finché gli operai che serviranno la Santa Cena vanno a lavarsi le mani e vengono qua davanti. Chi non serve la Santa Cena esca dal suo posto vicino a qualcuno con cui non siete parenti, ma magari anche non siete troppo soliti parlare, confidarvi, magari che non è il vostro migliore amico all'interno della chiesa. Andate a sedervi vicino a qualcun altro, dai, facciamo questa Santa Cena un po' differente oggi. Via marito e moglie lontani. Chi non capisce portoghese traducete, per piacere, traducete. Luciano, c'è Junior qua davanti, vieni qua davanti con Junior. C'è qualcun altro che è rimasto vicino, non fatemi fare l'insegnante che sono in ferie. Ok. Adesso, prima di leggere il brano della Santa Cena, io vi chiedo di dire insieme a me quella frase che c'è scritto su quel muro là. Ok, possiamo dirla insieme? 1, 2, 3. Siamo uno in Cristo. Diciamo di nuovo: 1, 2, 3. Siamo uno in Cristo. Voglio leggervi il brano della Santa Cena, ma voglio cominciare invece che dal solito versetto, che è il versetto 23, voglio cominciare dal versetto 17, che dice così: mentre vi do queste istruzioni, io non vi lodo. Cercate di capire quello che sta dicendo l'Apostolo Paolo in questa lettera. Perché vi radunate non per il meglio, ma per il peggio. Poiché prima di tutto sento che quando vi riunite in assemblea ci sono tra voi delle divisioni, e in parte lo credo. Quando Paolo dà le istruzioni della Santa Cena, non lo sta facendo semplicemente per dire: questo è il corpo, questo è il sangue, prendetelo in memoria di Cristo. Queste istruzioni le aveva già date Gesù nei Vangeli. Quando Paolo in questo capitolo dà le istruzioni per la Santa Cena, le sta facendo per un vero e unico proposito, ovvero l'unità della Chiesa. E per questo poi prosegue dicendo: prendete la Santa Cena insieme. Aspettatevi l'un l'altro, fatelo insieme, fatelo come uno, fatelo come un sol corpo, fatelo come uno in Cristo. Io questa sera vorrei che tu prendessi la Santa Cena vicino alla persona che adesso è di fianco a te, che dopo insieme a quella persona tu ti inginocchiassi e pregassi. Magari non è la solita Santa Cena vicino al tuo parente, l'hai fatta il mese scorso, la farai anche il prossimo, ma questa sera prendi la Santa Cena con il tuo fratello, con la tua sorella, che insieme a te è uno in Cristo, anche se non è uno di casa tua. Poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me.
poiché ogni volta che voi mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento noi, Signore, prenderemo la tua cena, lo faremo, Signore, come un ricordo di ciò che tu hai fatto per noi, della tua morte, della tua risurrezione. E questa sera, Signore, lo faremo per ciò che tu ci hai chiesto, essere la tua Chiesa, essere il tuo corpo, essere la tua famiglia e portare avanti l'opera che tu hai iniziato su questa terra. Io ti chiedo, Signore, di benedire questi alimenti che quando entrano dentro di noi possono veramente prendere vita e prendere vita in te, così che chi è malato qua possa essere curato, così che chi è lontano da te possa essere riavvicinato a te. Ma ti chiedo, Signore, che questa Santa Cena possa essere simbolicamente anche un simbolo di forza all'interno di questa Chiesa, un simbolo di rafforzamento del corpo di Cristo, un simbolo di unione. È per questo che tu ci hai chiamati, è questo che tu vuoi da noi. Benedici questa Santa Cena, che ognuno di noi possa essere ripieno di te. Io ti prego per questo, nel nome di Gesù. Amen. Questo amore che ha cambiato la mia vita, e che è questo amore che allontana il mio timore, e che è questo amore che mi ha scelto dall'inizio, e che è questo amore che brucia dentro me. Suo nome è Gesù, suo nome è Gesù. Questo amore che ha cambiato la mia vita, e che è questo amore che allontana il mio timore, e che è questo amore che e che è questo amore che brucia dentro me. Tuo nome è Gesù, tuo nome è Gesù. Morì come un agnello, come un leone si alzò. La morte non ha vinto perché lui vivo è.
morì come un agnello, come un leone si alzò. Per sempre io canterò che tu sei il nostro Re. Per sempre io canterò che tu sei il nostro Re. Suo nome è Gesù. Suo nome è Gesù. Avete preso tutti? Amen. Allora insieme come uni in Cristo prendiamo questo pane che per noi rappresenta il corpo che Gesù ha sacrificato per noi. E dopo il corpo insieme prendiamo questo calice che per noi rappresenta il sangue che è versato per noi, che ci ricopre e che ci permetterà di vivere l'eternità insieme a Lui. Suo nome è Gesù. Suo nome è Gesù. Morì come un agnello, come un leone si alzò. La morte non ha vinto perché Lui vivo è. Morì come un agnello, come un leone si alzò. Per sempre io canterò che tu sei il nostro Re. Morì come un agnello, come un leone si alzò. La morte non ha vinto perché Lui vivo è. Morì come un agnello,
per sempre io canterò che tu sei il nostro Re. Per sempre io canterò che tu sei il nostro Re. Per sempre io canterò che tu sei il nostro Re. Suo nome è Gesù. Suo nome è Gesù. Suo nome è Gesù. Suo nome è Gesù. Morì come un agnello, come un leone si alzò. La morte non ha vinto perché lui vivo è. Morì come un agnello, come un leone si alzò. Per sempre io canterò che tu sei il nostro Re. Morì come un agnello, come un leone si alzò. La morte non ha vinto perché lui vivo è. Morì come un agnello, come un leone si alzò. Per sempre io canterò che tu sei il nostro Re. Per sempre io canterò che tu sei il nostro Re. Per sempre io canterò che tu sei il nostro Re. Amen. Facciamo un applauso al nostro Re. Facciamo gli auguri ai nostri compleanni dell'ultima settimana prima di benedire le nostre vite, la nostra settimana. Chi ha compiuto gli anni nell'ultima settimana? João? Dov'è João? João e famiglia, potremmo dire. Ah, prego. Qualcun altro ha compiuto gli anni? Non abbiate timore, canteremo soltanto in vostro onore. Ok. Allora preghiamo per loro, perché Dio possa benedire questo nuovo anno, possa portare gioia, allegria, pace, salute.
che Dio possa portare la sua presenza nella vita di questi suoi 3 figli. Padre, nel nome di Gesù io voglio pregarti in questo momento per questi tuoi figli, per queste tue figlie che hanno compiuto un altro anno di vita in questa settimana. Io ti chiedo, Signore, che tu possa riempire questo loro anno con allegria, con pace, Signore, con la tua allegria, Signore, con la tua gioia, con la tua prosperità, Signore, realizzando sogni e riempendo ogni giorno le loro vite con la tua presenza. Benedici questo loro nuovo anno nel nome di Gesù. Tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi. Parabéns pra vocês nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Amen. Allora che Dio possa benedire la settimana di tutti quanti noi, che Dio possa portare dentro le nostre case la sua presenza, possa portare la sua gioia, possa portare la sua pace, la sua serenità, la sua salute. Continuiamo anche a pregare per quel nostro fratello che ha bisogno di preghiere in questo momento. Non dimenticatevi di lui, ma ricordatevi di lui nelle vostre preghiere. Amen. E che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e che lo Spirito Santo che ci unisce possano essere con tutti quanti noi, e insieme possiamo dire Amen. Che Dio vi benedica nel nome di Gesù.